Sono Gianni Olla, faccio il critico cinematografico e ho raccontato il mio punto di vista da critico negli anni in cui nasceva il cinema sardo, ma soprattutto le radici del cinema sardo che affondano negli anni '80 con le prime esperienze oggi quasi cancellate di registi, mettendo l'accento sul fatto che un film quasi rimosso come Ibris di Gavino Ledda, peraltro prodotto dalla sede regionale della RAI, come altri film di altre regioni che poi transitarono in televisione, qualche volta anche nei film, ebbe un'importanza cruciale nel ridefinire il ruolo e l'immagine della tradizione sarda agropastorale. Da qui c'è una sorta di rincorsa nel cinema legato non alla metropoli, perché quello poi è un altro contesto che è molto importante, che però io non ho potuto trattare, in cui manca totalmente e fortunatamente la mitologia, gli stereotipi, anche se secondo me poi ritornano dalla finestra in altri titoli, perché il peso della cultura e della storia non è che lo possiamo cancellare facendo un film. Mi chiamo Miriam Mereu, parlo da segretaria organizzativa del convegno Estetica, Identità e Industria Culturale del Cinema Locale, organizzato dall'Università di Cagliari. Mi sono, insomma, nel convegno, a parte l'organizzazione, ho curato un intervento sulla cinematografia della città di Cagliari, anzi la città di Cagliari nel cinema, insieme a Marco Gargiulo dell'Università di Bergen in Norvegia. Il convegno sta andando molto bene. Sono Marco Gargiulo dell'Università di Bergen. Faccio parte del comitato scientifico organizzatore di questo convegno, sono presente anche con una relazione sulla presenza di Cagliari come realtà urbana metropolitana nel cinema sardo. Quindi cercheremo con Miriam Mereu abbiamo un intervento insieme, congiunto, e cercheremo di raccontare questa ricerca che fanno i registi e che noi analizziamo nella scoperta della Cagliari cinematografica, appunto, e delle sue peculiarità linguistiche, sociali, culturali e urbanistiche. Mi chiamo Sergio Naizza, faccio il giornalista e il critico cinematografico. Il tema che toccheremo del convegno è legato alla rappresentazione del paesaggio nel cinema sardo. Partendo un po' non dalle origini, ma dalle esperienze di altri registi, di altri sguardi, diciamo, continentali o stranieri che si sono succeduti negli anni. Perché il vero paradosso poi è quello che soltanto da 20-25 anni in realtà gli autori sardi sono riappropriati di uno sguardo autoriale in questo caso, e hanno saputo raccontare la Sardegna attraverso i loro occhi, quindi parlando di cose che conoscono e hanno visto. Questo è un po' lo snodo fondamentale, senza dimenticare però esperienze di altri autori che non erano sardi ma che hanno lasciato una traccia su tutti, naturalmente Vittorio De Seta con Banditi e Orgosolo. Incomincia a narrarsi la nostra identità solo da quando esiste il cinema sardo degli autori sardi, però i motivi, perché non è che non esista una letteratura che ci abbia narrato finalmente con occhi diversi, però il cinema è visto e fa parte dell'immaginario in una maniera formidabile, ed è qui è una ventina d'anni che noi stiamo cominciando a parlare di noi. Quello che tento di dimostrare in questa relazione è proprio il fatto che Cagliari diventa personaggio sardo del cinema sardo, di un cinema locale ma anche globale, come nella ricerca di un'estetica, di un'identità che sia appunto rappresentativa di una delle varie facce dell'identità culturale sarda, di cui Cagliari fa parte. E che quindi finalmente dagli anni 90 a oggi è anche oggetto della ricerca cinematografica, della rappresentazione di questo caleidoscopio, di questo caos sociale, linguistico, urbano, delle sue bellezze e anche delle sue brutture, anche se io sono cagliaritano, adoro Cagliari, in questi giorni è splendida, però ha anche ovviamente dei suoi lati di decadenza che sono
denunciati anche in alcuni di questi film, anche nei corti che abbiamo visto in questi giorni.